mentre la GSA sta per salutare i suoi tifosi a centrocampo e per ricevere i meritati applausi dopo questa vittoria. Coach Luca Corpacci applaude il settore D, riceve anche gli applausi del presidente Pedone. Ci stanno per arrivare le cifre a fine partita, eccole qui. Lore, i ragazzi della curva si sono fatti sentire parecchio questa sera, l'abbiamo detto poche volte. Come sempre mi sembra, no? Non hanno quasi mai fatto mancare il loro sostegno alla squadra e questo è importante, no? È una componente importante per un gruppo, una società, una squadra che vuole continuare a salire in classifica e salire nei campionati, quindi è importante avere un buon seguito di pubblico. Mi sembra che l'atmosfera del Marangoni sia sempre stimolante. La partita è stata una partita sostanzialmente equilibrata fino a 6 minuti 7 dalla fine, dopodiché le scelte sia difensive che offensive di Luca Corpacci hanno pagato alla lunga l'allungo decisivo a 6 minuti dalla fine ci siamo portati sul più 10 ed è stato mantenuto con grande sagacia, con grande capacità fino alla fine. Aspetta, facciamo solamente un cambio volante col presidente Pedone. Non andare via però, Eccoci. È arrivato il presidente Pedone. Press, prima di analizzare questa partita, lo ricordiamo, siamo in diretta su Dinese Channel. È una bella cosa, no? Anche per la tua società essere sul canale bianconero. Certo, anche perché era un po' che se ne parlava e quindi ho piacere che la cosa abbia preso luce, insomma. Detto questo, Udine convincente questa sera contro, lo ricordiamo, il miglior impianto difensivo del girone B. Sì, ecco, questo dettaglio mi mancava. Loro sono una squadra sicuramente inferiore a livello tecnico e anche fisico, però erano veramente belli da vedere proprio come difesa. Mi confermi che quindi è su questo che fanno la partita. Hanno un ottimo pivot che tira un po' da tutte le parti del campo e hanno Stepovic che è un buon giocatore che già conoscevamo, quindi insomma la squadra c'è. Noi però avevamo bisogno di questa vittoria, il risultato che io avevo pronosticato era più 15, ho sbagliato di un punto, siamo più forti e credo anche che per come si sta mettendo la classifica è probabile che li incontreremo per primi nei playoff, così a occhio da come si sta mettendo la classifica, quindi ben venga questa vittoria che ci permette di prendergli le misure e di anche psicologicamente imporre il nostro gioco e la nostra maggiore prestanza fisica e tecnica. Per adesso la tua squadra sale al secondo posto in classifica in attesa della partita di questa sera tra Bologna e Montichiari. La speranza che vinca la Fortitudo per essere al secondo posto per la migliore classifica avulsa contro Bologna, no? Sì, anche se il Montichiari che abbiamo visto sia all'andata che al ritorno credo sia nettamente superiore alla Fortitudo, però al Paladozza non è mai detta, quindi vedremo questa partita con estrema attenzione e insomma cominciamo a entrare nella psicologia dei playoff. Mancano circa 3 settimane all'avvio della post season. Nel prossimo turno la GSA andrà a giocare a Bergamo e poi riceverà quel Benedetti Crema. Sarà da fare 2 su 2 ovviamente per poter ambire ancora alla seconda posizione. È importantissimo fare 2 su 2, soprattutto contro Bergamo sarà dura perché è una squadra molto ben allestita, con molta esperienza e che purtroppo gioca in casa e quindi credo che la partita prossima sarà la più difficile, dopodiché mi auguro con Crema di avere una bella festa qui e prepararci ai playoff, insomma. Tanti auguri di buona Pasqua a te, ma anche a tutti i tifosi della GSA PU, vero? Certo, buona Pasqua a tutti e l'abbiamo augurato nel migliore dei modi, con un Benedetti tirato a festa, pieno come al solito e con un tifo che si è fatto veramente sentire. Grazie a tutti e buona Pasqua. Grazie anche a te Press, alla prossima. Arriva coach Luca Corpacci. Scambio di auguri tra il numero 1 bianconero e il tecnico della GSA. Allora Luca,
contro il miglior impianto difensivo del girone, la GSA ha segnato comunque 82 punti. Sei contento? No, 82 punti e soprattutto nei primi 2 quarti ci sono usciti dal ferro tanti tiri. A Poltro me ne vengono in mente almeno 3, un paio di tiri da sotto sono usciti, tiri liberi abbiamo tirati male. Per cui tutto sommato abbiamo prodotto e soprattutto da metà partita in poi abbiamo prodotto passandoci la palla, che è il nostro obiettivo. Nei primi 2 quarti abbiamo giocato un po' troppo disordinati, non facevamo contropiede ma non giocavamo nemmeno ordinati, era quella via di mezzo che secondo me faceva il gioco loro, e loro hanno anche messo delle triple con ottime percentuali e quindi erano attaccati, però è una partita importante giocare una partita così a tre dei playoff, perché siamo dovuti rimanere con la testa sul campo per 40 minuti perché loro sono stati sempre appiccicati. Sotto il profilo delle individualità hanno fatto parecchio bene lunghi, no? Direi Zacchetti, Mlinar, piloti molto bravi. E poi spiegaci anche l'utilizzo di Luca Fontecchio. Beh, Luca ha bisogno di minuti, il fatto che sia rimasto in campo io penso almeno una quindicina di minuti è una cosa che va benissimo, e soprattutto 15 minuti. 15 minuti e 3 secondi. Okay. E quindi 15 minuti soprattutto con una buona intensità media, nel senso che li ha tenuti bene. Non siamo riusciti a coinvolgerlo tanto in attacco, anche perché gli avevo chiesto di lavorare duro in difesa, e dopo il primo tiro da 3 punti che ha preso da Bazzoli, in cui ha fatto un errore, è stato parecchio solido in difesa, si è tirato giù i suoi rimbalzini, mi sembra che stia entrando nei meccanismi della squadra, non è un giocatore di secondo piano sicuramente, anzi. Zacchetti, Pelotti, Mlinar, un commento che su loro 3. Zacchetti molto equilibrato tra attaccare il ferro da dentro l'area e muovere la palla. Per noi è fondamentale che lui faccia questo, perché può essere un playmaker aggiunto. Mlinar direi che avevamo bisogno di questa partita, gliel'avevo chiesta stamattina, perché lui nei giorni d'andata non possiamo dimenticare che era forse il primo rimbalzista del campionato e che quando usciva Gioè riusciva veramente a fare il vuoto con i numeri. Pilo è chiaramente un giocatore che sbaglia poche partite, però direi che in linea di massima, anche se con gli esterni forse non siamo stati proprio tanto produttivi, o comunque abbiamo sbagliato un po' qualche tiro di troppo, abbiamo fatto una buona partita di squadra, e una parola la spendo per Piazza che non sta bene, che ha dato molto equilibrio alla squadra. Infatti volevo chiedertelo, perdonami, alla fine, no? L'hai reinserito a circa 6 minuti dalla fine della partita, comunque gravato di 4 falli, hai voluto concludere la partita con lui quindi? Andrea è il playmaker della squadra, Peppe è un giocatore più di rottura, che ha fatto cose buone e cose meno buone, però anche Peppe direi che ha retto il minutaggio che ha tenuto, e soprattutto Peppe in difesa ha veramente una marcia in più, nel senso che è molto solido. Grazie Luca, buona Pasqua anche a te e ai tuoi cari. A voi anche, grazie. Grazie coach Corpaci, è arrivato, mi rubi tutto mi ha rubato l'iPad con i risultati finali che non possiamo dirveli. Davide Micalic. No, ciao a tutti, ciao. Sei stato, lo diciamo, no, uno dei protagonisti di questa possibilità della PUGS in diretta su Dinese Channel. Spiegalo anche ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa il perché. Intanto io saluto e ringrazio Giorgia Bortolossi, con cui c'è un bellissimo rapporto, ma tutta la redazione di Udinese Channel, è da un po' che collaboriamo, credo con soddisfazione reciproca. Parlando con Giorgia, insomma, è venuta fuori questa opportunità che oggi noi anticipavamo alle 6 per la partita pre-pasquale, ne abbiamo parlato, insomma, e siamo andati. Ecco, credo che ormai, insomma, la collaborazione si stia cementando, ma mi fa piacere offrire un'opportunità in più ai tanti appassionati di sport, non solo di calcio, della nostra città, della nostra provincia, della nostra regione. La GSA è una realtà importante, non perché siamo noi, ma perché è così. Quindi credo che oggi fosse una ghiotta opportunità, un gran sabato offerto a tutti gli amanti dello sport. Prima l'Udinese che ha fatto un bel pareggio con tutto il salotto pre e post, poi la diretta della GSA, adesso credo andranno avanti in redazione con la programmazione calcistica. Quindi insomma io ringrazio Giorgia, tutta la redazione, e avanti così con questa collaborazione. Quindi anche nei playoff e soprattutto contro Crema si ritorna in diretta? Impegni calcistici permettendo? Non lo so, vedremo. Intanto ricordiamo comunque che c'è sempre fvgsportchannel.com che la fa in streaming. Però credo che questa fosse un'opportunità ghiotta, abbiamo fatto una prova, vedremo come andremo avanti, ma insomma sì, dai, l'obiettivo è di fornire sempre di più
un servizio a tutti gli appassionati di sport di questa regione, per fare in modo, io non voglio dire solo della nostra città, della nostra provincia, dico di questa regione, perché l'Udinese è l'eccellenza con la E maiuscola, ma la GSE è una realtà importante in grande crescita. Quindi ne parleremo, se ci saranno gli spazi lo faremo, però ricordo che comunque per gli appassionati c'è sempre l'opportunità di vederla in streaming sul nostro sito www.fvgsportchannel.com. Detto questo, eri a Orzinuovi domenica scorsa, hai visto la squadra, l'hai rivista questa sera a distanza di 6 giorni. Che differenze ci sono a parte il risultato? Ma sai, sicuramente oggi abbiamo fatto una partita più solida rispetto a Orzinuovi, anche questi sono leggermente meno forti di Orzinuovi, però a me la squadra oggi è piaciuta, magari se soffrissimo un po' di meno sarebbe meglio, però la squadra ha dimostrato solidità, una partita solida di categoria, una partita di pre-playoff contro un'avversaria che insomma è quinta in classifica, ha battuto 2 volte Montichiari, ha dimostrato anche oggi perché, ha un asse play pivot di tutto riguardo, playmakerino molto bravo, Peperino ci ha messo in difficoltà, Paleari rimane un bel califfo del parquet, anche se la coppia Zacchetti-Mlinar ha tenuto benissimo il campo, direi anzi anche più che benissimo, sono stati 2 fra i più grandi protagonisti della giornata. Ho visto una GSA solida in crescita, speriamo che queste 2 partite che ci mancano ci permettano, fino alla fine della stagione regolare, ci permettano di oliare il motore come si deve, e poi vogliamo giocare un grande playoff, ma io mi auguro veramente, anche grazie magari a questa opportunità di Udine Channel, Lorenzo Bettarini non vuole farmi parlare e si mette davanti alla telecamera, io gli voglio bene a quest'uomo però, cioè per me è un mito, una leggenda, è un uomo troppo bello, è un bell'uomo. E dico che Udine torna in Serie A, noi stiamo facendo il massimo per riportare in Serie A, per noi è una missione, io non mi fermerò finché questa squadra non sarà tornata nella massima serie, anche se non è Serie 1 o Serie 2. Dove l'hai lasciata? Dove l'ho lasciata lì, per me è veramente una missione, io spero che la città ci segua, mi auguro veramente che ci sia una grande partecipazione, che il pubblico, la città ci segua, facciamo tutti insieme quadrato, che si crei quel mix giusto fra squadra, ambiente, stampa e tutto, per far sì che insomma noi dobbiamo raggiungere la Serie A, questo è il nostro unico grande obiettivo, quindi questa per me è una partita di avvicinamento alle gare in cui non c'è domani. Parlavi di Orzinuovi, questa sera Orzi ha perso a Lecco 72-59, perché è un campionato molto equilibrato. Ma guarda, secondo me ha pagato Orzinuovi lo sforzo fatto contro di noi. Contro di noi ha fatto una partita super solida, ci hanno battuto anche con merito, noi quando perdiamo lo ammettiamo, quando lo perdiamo con merito. Però Lecco è una buona squadra, noi l'abbiamo visto sulla nostra pelle, abbiamo sofferto anche noi con Lecco, soprattutto qui in casa. Orzinuovi è una squadra talentuosa che magari però ha fatto fatica. Quando cambia allenatore durante l'anno vuol dire che qualche problema ce l'hai. Poi magari puoi ogni tanto sistemare la cosa, poi ogni tanto tornano fuori le difficoltà. La sconfitta di Orzi a Lecco non mi sorprende più di tanto, il campionato è equilibratissimo, anche se per noi tifosi friulani la partita della giornata è Fortitudo Montichiari. Io per una volta tifo per la Fortitudo, poi vedremo cosa dirà al campo. Perché lo ricordiamo, per adesso la GSA ha +2 al secondo posto rispetto a Felsini e Bresciani. Nel caso in cui Bologna vincesse, anche proprio ovviamente la GSA, con cui però la Fortitudo è 0-2. Viceversa Montichiari è 2-0 su Udine, ed è questo motivo per cui si spera che vinca la Fortitudo. Hai spiegato perfettamente, se la Fortitudo vince stasera noi torniamo secondi in classifica, a quel punto il destino per arrivare secondi rimane nelle nostre mani, dovremo vincere le ultime 2 a Bergamo in casa con Crema. Non partite semplici, ma insomma un discorso è giocare quando tu hai la palla in mano, un discorso invece è dover aspettare i risultati di altri campi, quindi tifiamo per la Fortitudo, se stasera la Fortitudo vince, secondo me è molto probabile, noi torniamo secondi e poi ci giochiamo le ultime 2 con la serenità, però ripeto, credo che questo sia un prodotto che funziona, io spero che gli amici a casa di Udine Channel l'abbiano apprezzato, la pallacanestro rimane uno sport fantasticamente bello. Noi vogliamo uscire dalla Serie B, ma ci godiamo questa squadra che dà tutto in campo e speriamo di affrontare i playoff alla grande, con la squadra tirata a lucido, con tutti i giocatori a posto. Oggi eravamo senza Zampolli, non vale la pena rischiare nulla in questo momento, spero di avere oggi tanti minuti Fontecchio in vista dei playoff, quindi come se facesse preparazione atletica, il ragazzo ha recuperato a tempo di record dopo il crociato, quindi insomma è giusto essere ottimisti, ma ripeto, se andiamo su tutti quanti insieme. Chi ti è piaciuto tra i singoli questa sera della tua GSA? Ma mi piace sempre Luca Corpacci che è qui alla mia destra. Mi sembra molto fashion, no? No, beh, a parte che è un bell'uomo, lui e Bettarini poi sono 2 uomini belli. No, io sto sempre col mio allenatore, mi fa piacere quando vinciamo per lui, ma mi fa piacere per tutto il nostro ambiente, per il mio presidente che ci mette tanto impegno. Ma se devo spendere un nome io ti dico Gioele Zacchetti. Perché per me sta facendo un campionato fantastico, anche se oggi forse Mlinar è stato il Mlinar di inizio stagione. I nostri 2 lunghi insieme e gli ultimi 5 minuti di piazza, quelli che è andato allo sprint decisivo. Poi Poltroneri, ma te li dico tutti, facciamo prima, dai, Poltroneri super.
Grazie Davide, salutiamo anche Lorenzo Bettarino, lo ringraziamo, si nasconde. Betta, alla prossima. Dal Parasport Benedetto è tutto, un saluto e ringraziamento anche per Alberto Tonizio da Max Fontanini. Alla prossima. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità, nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Ovviamente siamo soddisfattissimi,
anche perché poi alla fine i ragazzi hanno offerto una prova secondo me di carattere difensiva, anche giocata molto bene questa partita, pure in condizioni veramente molto menomate. Avevamo io penso 3 giocatori che solo perché sono loro sono scesi in campo, quindi gran merito a questi ragazzi che hanno dimostrato che meritano il posto in classifica che hanno e credo anche meritatamente di aver vinto questa partita, questa Coppa, insomma, che per Tarcento è la prima, è importante e vuol dire che il lavoro che stiamo facendo insomma, sta dando frutti. Una cosa alla volta, adesso il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto, adesso naturalmente in questo mese e mezzo cercheremo intanto di recuperare tutti bene. Ripartiamo dalla consapevolezza che siamo primi ma siamo anche bravi diciamo, per questa categoria, ma ogni partita, ogni competizione fa storia a sé, dobbiamo ritrovare carattere ancora perché ci saranno tante battaglie come queste di questa sera e niente è vinto prima di essere giocato. Questa è una grande realtà che dobbiamo fare nostra perché solo questo ti porta lontano. Sì, insomma, oggi abbiamo sofferto un po' di più rispetto a ieri, dove effettivamente è stato più semplice con una squadra molto più attrezzata fisicamente, molto più esperta, quindi potevamo anche prevedere di trovarci in difficoltà obiettivamente. Mi aspettavo sicuramente un po' meglio comunque in attacco, dove tutto sommato abbiamo sbagliato troppo, anche cose molto semplici, avevamo costruito qualcosa bene, poi ci siamo fatti un po' irretire col loro anticipo, cosa che potevamo completamente superarlo con dei backdoor, con dei movimenti verso canestro, fatti cose che non abbiamo fatto e quindi abbiamo mantenuto una pressione, abbiamo subito un po' troppo la loro pressione. No, a me dispiace che siamo venuti qua a giocare un torneo che a me personalmente comunque interessava farlo il meglio possibile senza i 2 playmaker. Questo è stato un po', anzi conti 3 playmaker perché mi mancava anche il fratello di Moretti, i due fratelli Moretti, mi mancava anche obiettivamente Sappa. Quindi per noi venire a giocare una partita contro una squadra come la loro senza 3 playmaker per noi è stata una gara molto dura, però comunque onore a loro che è una buonissima squadra, quello non si sa, la testimonianza di 19-20 partite consecutive che hanno fatto insomma è ben chiara. Siamo partiti ad agosto per quello e sono molto contento della risposta che hanno dato tutti, da staff a giocatori, per la prima partita che aveva veramente qualcosa. Abbiamo dimostrato, nonostante qualche piccolo acciacco, di essere pronti per i playoff e sono molto soddisfatto. Sì, ho una lesione di primo grado, potrebbe essere una contratturina, però già ieri a guardare mi sono mangiato le mani. Oggi devo dire un grandissimo grazie al nostro fisioterapista Alberto Sandrini, che non è vero niente, cioè lui non si è fatto assolutamente niente, fa finta di star male perché non aveva voglia di giocare, tutto qua. Per fortuna che Gaso ha perso ogni sua credibilità ormai tanti anni or sono. No, torno al discorso di prima, ringrazio veramente di cuore Alberto Sandrini per la sua professionalità, si è operato il ginocchio giovedì scorso eppure è stato tutti i 2 giorni qua, mi ha trattato, si è dimostrato un professionista esemplare, per cui gran merito di questa vittoria va anche a lui. Tanti auguri di buona Pasqua a tutti i nostri tifosi e a tutti gli sportivi. Avevo fatto una finale con Corno di Coppa Italia, avevamo perso a Pesaro contro Varese. Oggi invece è andata bene, sono molto contento sia per la squadra sia a livello personale. Siamo stati secondo me molto bravi perché dal punto di vista fisico eravamo molto in difficoltà. Claudio è stato super perché ha giocato nonostante uno stiramento al polpaccio. Vidani era bloccato con la schiena, anche Gaspa aveva problemi alla schiena, Risch aveva problemi all'adduttore, io non ero al 100% però abbiamo stretto tutti i denti e alla fine l'abbiamo portato a casa perché avevamo troppa voglia di vincere. Poi rimbalza l'attacco di Mlinar, la rovesciata di Marko Mlinar alla Alen Boksic.
recupera il pallone no look per Gianni Zacchetti che segna, subisce il fallo e Andronetta con tiro libero supplementare, il no look pass dell'architetto. Shekera e va fino al capolinea. Pilotti riceve, spara la tripla a segno, la benedizione di padre Pilo. Vicaro, palleggere, se tira la bomba del bomber Vincenzo Di Vicaro. E lo scarico per Poltroneri per chiuderla da 3 punti. Davide Poltroneri. Che va a schiacciare uno contro uno. Di Lollo Saccaggi cancella tutto, ancora Martinoni, si cercano pure prolungata, nel centro, poi va su Fall, altro volo. Da Rosa alza la palla per Shepard. Stavolta la sinergia, 2 contro 1, Marshall, Martinoni, Marshall, sopra il ferro ancora. Rocca serve Elliott che va a viaggiare. Cambio di mano all'Iop per Biliga che inchioda 2 mani e arriva anche la schiacciata di Biliga. Di Serros e qui si va sugli highlight, prima gran giocata del cubano,